Signor Presidente, cari colleghi, dunque il quadro presentato oggi è un semplice riforma tecnica di un atto politico forte, quello di voler ripiare il controllo annanto al nostro territorio e di stabilire regole di una gestione amministrata di avere questa corsa giusta e appunto di un nostro popolo in coerenza con il nostro progetto politico. Si tratta qui di riaffermare un'ambizione profonda, arraigata alla nostra storia, alla nostra cultura, questa di ripiare in mano la responsabilità sana della nostra terra, dei nostri beni comuni e di uso bene. Il dominio forestiero deve essere gestito dall'interesse generale, adesso si difende, si tramanda, si lavora. È la nostra ricchezza, il fondamento della nostra identità. Ogni foresta è legata a un paese, a una comunità, a una storia viva. Questo nuovo quadro permette di rimpiazzare i gestionari tecnici da una vera collaborazione con i meri, la soci, i pastori, gli artigiani e tutti quelli che campano e fanno campare la foresta. C'è di noi una lea forte tra foresta e agricoltura, il pastoralismo, i frutteti, l'agricoltura integrata all'ambiente, sono parte di un nostro modello di sviluppo. Questo quadro prevede misure per far stare giovani agricoltori, sviluppare l'agroforesteria e rendere il fondaio accessibile a produzioni rispettose della nostra terra. Questo nuovo quadro è di noi per la protezione e la prevenzione contro il rischio degli incendi, è una maniera di allargare l'accesso, di mantenere spazi puliti tra i luoghi macciosi e l'abitazione. Di più, questo quadro nuovo prevede una chiarificazione per statuti di occupazione, convenzioni inquadrate e trasparenti, pone in un meccanismi di regolarizzazione di situazioni passate in uno spirito di giustizia e di conservazione, ma soprattutto rinforza l'idea di una responsabilità collettiva e di una gestione sana e coraggiosa. Questo quadro costruiamo fondamenti nuovi. L'ultima gestione era allontanata di scopi maiodinchi. Questo quadro nuovo costruiamo fondamenti nuovi, facendo la sintesi tra esigenze ecologiche, necessità economiche e salvezza patrimoniale. Voglio ringraziare qui tutte le parti che hanno contribuito all'elaborazione di questo quadro, i servizi della collettività, le eletti, gli attori culturali, i tecnici, gli agricoltori, i forestieri e tutti quelli che hanno messo sapere, coraggio e volontà. La foresta, in Corsica, non è mica solo una risorsa naturale, è la memoria viva di un popolo, un filo tra le generazioni, un spazio di vita, di lotta e un patrimonio che appartiene al comune. Il dominio forestiero di Corsica, proprietà di un popolo corso, deve essere gestito secondo i principi fondamentali della nostra coscienza nazionale. A ringraziarvi.